ha parlato di una filosofia di questo provvedimento che adesso andrà in commissione in Consiglio regionale. Qual è? Beh, la sanità del futuro, della modernità e continuare a curare bene i veneti avendo come obiettivo la qualità della vita e una vita che si allunghi. 1200 letti sostanzialmente che si spostano da acuti a ospedali di comunità. Perché? Ma per il cittadino non significa nulla perché avrà comunque i letti, avrà comunque le cure, ma andiamo a definire la qualità di queste cure. Un lungodegente deve avere una cura di alto livello ma di un tipo diverso rispetto ad un acuto. Tutta questa discussione è stata accompagnata da polemiche anche a livello territoriale. C'è un equilibrio, comunque c'è soprattutto l'osservanza dei bisogni che sono anche diversi sul territorio, dalla montagna per esempio a Rovigo, a Verona. Beh, guardi, analizzando le schede quello che abbiamo deciso si vede con chiarezza la volontà di costruire nei territori sensibili, in difficoltà, penso alla provincia di Belluno, a Rovigo, all'area della Laguna, al Veneziano e a molto altro ancora. Quindi noi rispondiamo con i fatti, tanti che hanno fatto polemiche, spesso su dati sbagliati e dati non nostri. Venezia per esempio ha 1-0 nei posti letto rispetto ad altri a segno negativo così via. Queste suddivisioni come sono state effettuate? Nel senso poi diceva che ci sono anche altri aspetti da vedere, non soltanto il dato negativo. Ma ci sono una miriade di parametri, io dico al cittadino che innanzitutto ci vuole un atto di fiducia, non si lascerà nessuno fuori dagli ospedali, ma soprattutto si guardi che abbiamo investito nelle tecnologie, nel fatto che noi i cittadini vogliamo trattenere il meno possibile in ospedale. 20 anni fa un'ernia veniva operata con 7 giorni di letto in ospedale, oggi si fa in 4 ore di ospedale e poi si va a casa con dei surgery. Questa è la sanità del futuro e noi vogliamo investire su questo. 1700 posti di ospedali di comunità sono già presenti, che esperienza hanno dato? Eccezionale, dove abbiamo gli ospedali di comunità abbiamo ULSS virtuose. Cosa significa? Che l'anziano con la piaga da decubito piuttosto che un lungodegente ha diritto a un'assistenza dedicata, personalizzata, che è differente da quella degli acuti ed è esattamente quello che la sanità internazionale sta facendo e il Veneto vuol fare. Del resto noi siamo i numeri uno e vogliamo continuare ad esserlo. Altra cosa, 7 su 7 H24, cosa vuol dire nel dettaglio? Ringrazio i medici di base perché questa è una grande sfida all'interno del piano di quello che abbiamo avuto il coraggio di fare dopo 18 anni. Chiedendo una grande collaborazione ai medici di base che sono fondamentali, 7 giorni su 7, dal lunedì al lunedì praticamente, H24 il cittadino potrà chiamare direttamente il suo medico di base, se ha un mal di pancia invece di prendere l'auto e andare al pronto soccorso dice facciamo il medico di base, a me sembra straordinario. E poi ricordiamolo, gli ospedali aperti di notte, lunedì, mercoledì, sabato e domenica aperti di notte. Direi che abbiamo rivoluzionato la sanità. C'è qualcosa di risparmio economico, forse 100 milioni di euro, che sono tutti dedicati alla sanità peraltro, perché noi non possiamo spostare fondi su altri fronti. Lo dico perché spesso a qualche cittadino viene raccontata la favola che poi spendiamo i soldi per altre robe. Il bilancio della sanità è un bilancio chiuso, i soldi della sanità sono soldi della sanità, quindi quello che risparmiamo lo investiamo in tecnologie. Una macchina per la radioterapia, se è tradizionale, costa poco, ma distrugge anche le cellule sane, non solo quelle tumorali. Una macchina di ultima generazione costa molto di più, ma fa la caccia di precisione. Uccide solo le cellule tumorali e ti lascia intatto il tessuto sano. Noi vogliamo fare questo, acquistare queste macchine. Elementi qualificanti, ad esempio, è quello di aver scelto essere primi in Italia a fare la breast unit, cioè l'unità senologica. Significa che la signora che dovesse avere un nodulo sospetto riesce ad essere presa in carico da un interlocutore solo che le organizzerà la mammografia, l'eventuale prelievo e l'ago aspirato sul nodulo, l'eventuale operazione, l'eventuale terapia chemioterapica o radioterapica e poi l'eventuale ricostruzione. Significa non dover vedere peregrinare una signora già malata con i propri problemi in giro per gli ospedali a cercare i professionisti. Siamo i primi, siamo i numeri uno, lo vogliamo diffondere a tutte le ULSS del Veneto e questo segnale per noi è un grande segnale di civiltà e anche un segnale di coraggio e di positività. L'85% dei tumori al seno in Veneto vengono curati con effetti ovviamente positivi e con soddisfazione.